Bene, allora, vediamo di procedere, non facciamo aspettare più la nostra amica. Ha detto che ci sta aspettando Olivier al piano superiore. Allora, sì, mi indichi tu la strada? Va bene. Mi ero quasi dimenticato, come vi avevo detto, di essere Olivier all'interno è di questa gentile nella società. morte. Va bene, comunque siamo a circa 3 metri dal nostro obiettivo, il solito ascensore con il vetro retroriflettente, vediamo se possiamo entrare. Allora, vediamo un pochettino di configurare il nostro fantastico pad con questo splendido ascensore. Allora, abbiamo detto che dobbiamo andare al piano creativo direttamente dal nostro direttore. Ok, procediamo, amica mia, dov'è? Ah, sono solo! Ehi, prova, Chi prova. è? Questo coso funziona? Io sono John dell'IT. Ciao, amico mio. Ero da te prima. Ti Che stavo vista, ragazzi, spiegando guardate. Sono un po' il tuttofare dell'Abstergo Industries. Ah. Gestisco tutta la roba tecnica. Hai un minuto per... Oh, cacchio. Il segnale dice che stai andando in ufficio da Olivier. Pazienza. Ti chiamo quando hai finito. Ho un favore da chiederti. Va bene, amico mio. Non so neanche chi tu sia. Comunque, vediamo di procedere. La nostra fantastica Jack Doe. Entra pure. Ti sto Altre aspettando. Jack Doe. Qui abbiamo il cetriolo di mare. No, dov'è il cetriolo di mare? È sparito. Allora, vediamo un pochettino. Questa deve essere appunto la zona principale di attività all'Abstergo. Vediamo un pochettino. Allora, io direi, ragazzi, di non disperderci. La nostra amica ha detto che è appunto una sorta di labirinto vivente. Quindi è meglio procedere dal nostro caro e amato amico. Allora, il direttore creativo deve essere appunto da queste parti che ci sta attendendo. Però mi piacerebbe avere una casa del genere. Come dire, in questo stile un pochino postmoderno. Guardate che figo. Mi ordini di farlo, Ah, dov'è? io non abbandono il mio progetto. Dove sei? Ah, eccolo. Edward Kenway è... Sì? E poi è così che è iniziata Hollywood, sai? Coi film sui pirati, Douglas Fairbanks e Rolf Flynn. E ora noi abbiamo accesso a una storia reale. Oui, oui. Esatto. Presenteremo tutto quanto alla riunione degli azionisti. Giusto. Scusami, ragazzo mio, cioè, forse non se ne è Spero di neanche accorto rivederti che siamo presto. qua. Ha gli occhiali scuri, amico mio. Cioè, ci siamo fatti Chiami tutta bene, questa Letizia. strada dal 1700 fino al 2000 e neanche ci rivolgi la parola. Un po' di rispetto. Salut, ciao, Ah, grazie di essere qui. bravo. So che hai da fare. Sì, infatti. Ho riguardato parte dei tuoi dati. Si tratta di roba Sì, grossa, non buttarmi a terra, però. Naturalmente dobbiamo ripulirla un po' per poterla proporre alle famiglie. Magari dare a Edward la voce di James Bond, per esempio. Questa Una deve di quelle essere voci figa, che eh? piacciono alle donne. Bellissima città, vero? Già. Guardate che figo. Il motivo per cui volevo vederti riguarda quello che chiamano l'osservatorio. Già, sì, ne ho È sentito stato parlare. menzionato qualche volta nella tua Sì, sequenza. infatti. Quel Vorrei vecchietto appunto l'ha chiederti di nominato. trovare quel particolare set di ricordi appena ti sarà. Sì, infatti ce Se l'avevamo fosse per me, avevamo impostato questo sulla Alex, tabella di lascerei marcia. perdere tutto, ma i pezzi grossi dell'Abstergo Industries mi perseguitano Va da bene, soli. già era sulla Quindi nostra tabella di segui marcia. qualsiasi traccia trovi e speriamo di... Mi stanno chiamando, devo rispondere. Ah, sì? Ci sentiamo presto. Buon giorno. Ciao, amico mio. Bonjour. Ouais, tout va bien. Allora, abbiamo avuto una particolare delucidazione sul nostro obiettivo che già ci eravamo programmati parecchi giorni fa, ovviamente la ricerca dell'osservatorio. Ancora non capisco cosa sia. Comunque mi sembra di aver detto qualche giorno fa che fosse appunto una sorta di GPS. Allora, andiamo immediatamente al piano campione 17 per introdurci nuovamente. Stamattina, senza mandarmi un file video che mi serve. Visto che odio più o meno tutti sul tuo piano, speravo tu potessi aiutarmi. E come? Dovresti trasferire il file dal suo computer e consegnarlo al corriere appena arriva. Va bene, ci proverò, amico mio. Niente di che. Devi solo andare su loro Animus, accedere e trasferire i file. Facile. Per favore sbrigati, prima che arrivi a odiare anche te. No, tranquillo, amico mio. Ragazzi, non iniziamo a farci nemici all'interno di questa azienda. Comunque, non La credo. porta chiusa. Nessun problema. È il vantaggio di avere un accesso di livello 1. Ora ce l'hai anche tu. Non abusarne.
Questa azione, ragazzi, mi ricorda tantissimo, cioè questa specie di sequenza che stiamo vivendo mi ricorda tantissimo sia Metal Gear Solid Snake, quando ovviamente si cambiava, si aprivano le porte con quelle tessere elettro, appunto, come dire, termoumane che si avevano appunto addosso ai vestiti, si aprivano quindi le porte con diverse tessere, e anche la storia appunto della voce suprema onnisciente che si ritrova al di fuori della narrazione, che continua appunto a guidarci, mi ricorda un pochino Matrix. Abbiamo Morpheus che appunto ci segue in tutto quello che facciamo. Questo ragazzo da oggi si chiama Morpheus, ragazzi, quindi vediamo un pochettino. Noi siamo Neo in persona. Allora, dove siamo? Infatti anche la zona ci assomiglia, quindi vediamo un pochettino. Allora, Morpheus, che devo fare? Sono all'Animus, vediamo un pochettino, ci deve essere qualcosa. Ah, eccolo qua, per interagire con l'Animus. Allora, vediamo un pochetto. Ora devi agitare il nucleo per accedere ai dati interni. Dopo che l'hai fatto, il trasmettitore scarica tutto in automatico. Devi scoprire come aggirare il nucleo per accedere ai dati interni. Bene, ragazzi, non ho capito quasi nulla di ciò che ha detto il nostro caro Morpheus, ma come al solito Morpheus ci lascia all'interno di alcune situazioni dove dobbiamo cavarcela da soli. Siamo in una sorta di enigma da risolvere. Allora, dobbiamo accedere ai dati precisi dell'Abstergo, però per farlo dobbiamo far muovere i dati in un loop infinito attorno alla sfera. Vedete quel cerchio verde? Probabilmente dobbiamo imitarlo all'interno della nostra sfera. Allora, a quanto ho capito, dobbiamo arrivare in una sorta di zona precisa per muoverci quindi in maniera infinita. Allora, vediamo un pochettino, da questa parte ci sono dei blocchi, maledizione, vediamo un pochettino, ci deve essere una zona precisamente continua. Vediamo da questa parte, no, c'è un particolare blocco, vediamo così, il loop infinito è questa sorta di cerchio verde che vediamo. Allora dobbiamo imitare una cosa del genere. Allora vediamo da questa parte se c'è uno spazietto, vediamo invece così, forse questo cerchio, attenzione. Allora noi ci troviamo da questa parte, vediamo un pochettino quello che possiamo fare. Dobbiamo muoverci in maniera costante. Allora, perfetto, proviamo di nuovo così. Bene, vediamo, forse ho capito, ragazzi. No, ecco, ecco, allora, vediamo un po'. Eccolo qua, perfetto, ho capito alla fine come si faceva. Allora, Sei dentro, bene, il file dovrebbe essere in download. fantastico. Crea un database per tutti i file che trovi. Cerca la sezione I miei file nel tuo trasmettitore, verrai reindirizzato subito. Tutto quello che scarichi finirà lì dentro, protetto da un firewall, naturalmente. Perfetto. 23 dicembre 2012. Sì. Capo unità recupero campioni Fisher in riferimento Wow, al è lo caso stesso del giorno di soggetto oggi. 17, Desmond Miles. Il soggetto Che coincidenza, era deceduto e solo. L'ora della morte risale all'incirca ai primi minuti dopo la mezzanotte, in condizioni favorevoli al recupero di campioni di DNA. Eravamo preoccupati per le possibili interferenze nella cripta, ma data la professionalità del team, abbiamo potuto raccogliere dati utili. Bene. Ho personalmente recuperato lo zaino del soggetto e ne ho estratto oggetti interessanti da sottoporre ad analisi. Sì. Scontrini. Il soggetto presentava ustioni alla mano destra, così gravi da fonderne le ossa, segni di Addirittura. un trauma da combustione ad alta temperatura. Mamma In tutta mia. onestà, non ho mai visto niente di simile prima. Testa, collo e busto erano in buone condizioni. Meno Ho male. selezionato i migliori agenti per il recupero dei campioni di sangue e saliva. Abbiamo iniziato il prelievo di tessuti e abbiamo recuperato svariati campioni utili. Le analisi e il recupero dei dati sono in corso, ma sembra che la procedura sia notevolmente semplice. Grazie al database cloud e al lavoro dell'unità recupero campioni 3 dell'Abstergo, l'eredità del soggetto 17 passerà senza alcun danno al campione 17. Allora, questo deve essere appunto un filmato che abbiamo visto all'interno dello stesso trasmettitore. Comunque, ragazzi, non ho capito bene come ho fatto a violare la rete. Cioè, sono andato a intuito. Comunque, siamo stati fortunati per quanto riguarda questo file. Allora, abbiamo ottenuto delle informazioni. Benissimo. E mi sembra che gli serviranno al nostro caro Sei più bravo amico. di quanto credessi. Ora scendi subito nell'atrio. Senti, il file che hai preso, fossi in te non lo guarderei. Insomma, potresti, ma non è il caso. Quindi, una volta finito, fingi che non sia successo nulla, ok? O andrai a nanna tutto triste. Bene, il corriere dovrebbe aspettarti di sotto. Credo sia già lì da un pezzo. Non serve dirlo, ma ora che sai come entrare nei computer dei colleghi, non vuol dire che devi farlo. Almeno non di continuo, ok? Davvero, è illegale. Allora, a quanto pare il nostro amico continua. Dovresti fare pratica. Cosa? No, non è possibile. Ho seguito la ricetta passo passo.
È un'arte. Beh, a quanto pare il nostro caro Morpheus ha bisogno di questi documenti. Ho visto prima 1 su 33 computer violati. Probabilmente ci manderà a fare altre commissioni più avanti. Comunque dobbiamo essere molto cauti, perché queste azioni ovviamente non sono possibili all'interno di questa azienda. Quindi cerchiamo di stare attenti, ragazzi. Attenzione che stiamo procedendo dalla parte sbagliata. Allora, abbiamo bisogno quindi di conferire questi dati immediatamente a un corriere. Vediamo chi è il fattorino quest'oggi. Ah, ecco, è al banco del caffè. Ehi, guarda chi c'è. Non ti sei dimenticato allora. Sei stato molto maleducato. Hai lasciato Rebecca qui ad aspettare per quasi mezz'ora. Ah sì? Su, amico, fai il bravo. Devi scusarlo, è soltanto un po' irritabile. Dimmi, ora che si fa? Trasferiamo i dati? Bene, dovrebbe andare. Manderemo un'email. Alla prossima. Ciao, Sean. Ciao ciao. Ciao. Ehi, e non aspettarti altro caffè gratis. Arrogante. Non è fantastica. Allora, adesso dopo aver completato finalmente Ehi, questa ho sentito azione... che il mio corriere ha preso tutto. Ottimo. Sei un vero grazie, genio. Morpheus. No, sto esagerando. Non sei un genio. Sì, Sei un sì. impiegato. È il tuo lavoro. Ma grazie dell'aiuto. Bene, Di niente, grazie. poi fammi fare un Divertiti giro nella sui Nabucodonosor, mi raccomando, voglio andare a combattere un pochino di sentinelle e roba del genere, quindi mi raccomando un bel giretto. Allora, avendo fatto questa commissione, adesso siamo in grado di ritornare finalmente al nostro Animus, non so perché, ma questa storia dell'Animus interno, ovviamente la nostra storia con Edward all'interno del nostro 1700, mi sembra molto più intrigante, quindi lasciamo questo contesto postmoderno e dirigiamoci immediatamente nel nostro piano di lavoro. Assistance au niveau 2, projet échantillon 17. Sì, amica mia, complimenti, grazie dell'aiuto. Intanto vediamo di arrivare direttamente al nostro banco di lavoro. Eccoci qua. Allora, speriamo di non trovare un agente da queste parti. Vediamo sotto il banco, non c'è nessuno, pulito. Allora, vediamo di rientrare immediatamente nella nostra zona di attacco, definiamola così. Allora, abbiamo violato i computer avversari ed eccoci davanti a un bel filmato. Allora, Ehi, dove te ne vai? Al mercato? No, i miei vogliono che torni a stare da loro e io lo farò. Che vuol dire stare flashback. da loro? Tu vivi qui con me. Mi spiace, Edward, mio padre ha ragione. Avevi una buona paga giù alla fattoria. Perché non potevi accontentarti? chi si accontenta Buona gode. paga. Quel lavoro era in pratica schiavitù. Vuoi essere la moglie di un contadino per tutta la vita? Va bene, Edward. Va bene. Se te ne vai, Caroline, non saprai mai che cosa ci aspetta. Caroline! Caroline! Marzo 1716, Greatinagua. Finalmente a casa. Taccia in giro. Stamane è salpato con il galeone. È convinto che troveremo un buon modo per usare il nostro covo. Già, potremmo combinare qualcosa qui. Tenerci anche una flotta, magari. E con qualche miglioria diventerebbe una casa vera. A quanto ho capito, ragazzi, Un giorno questa potrei convincere mia moglie a isola, venire appunto, qui. Greatinagua, deve essere appunto la nostra base principale Quindi, della Repubblica sei sposato? Piratesca. Agli occhi di Dio, sì. Mi ha lasciato qualche anno fa. Infatti, ottimo flashback, amico. Capisco, ma tieni la cosa per te. La maggior parte dei pirati non ha rispetto di chi non aspira soltanto al rum e al saccheggio. Sul mio onore. Dimmi se scopri qualcosa. Purtroppo quel bellissimo galeone se l'è fregato il nostro capo, diciamo, quel pirata un pochino più, come dire, un pochino più adatto ai discorsi, un po' più carismatico, e quindi è andato via nel mare. Allora, probabilmente lo rincontreremo quel galeone, però James Kidd deve essere da queste parti, sicuramente ha bisogno della nostra compagnia. Vediamo se possiamo ritrovarlo appunto nel bel mezzo della giungla. Intanto abbiamo ancora tutte le nostre armi, tutte le nostre munizioni, ci siamo proprio integrati nuovamente nel nostro mondo in completa tranquillità e adesso vediamo di continuare. Allora, intanto ragazzi voglio proprio dare un'occhiata alla fabbricazione un attimo degli oggetti, perché avevo visto, vediamo cosa si deve fare appunto per fabbricare, vediamo se è possibile trovare la nostra bella cerbottana. Purtroppo si possono solo creare i dardi appunto per la nostra cerbottana, del furore, soporifero, borsa di dardi, quindi sicuramente ce la daranno più avanti, quindi non si può ancora progettare. Allora, procediamo. Benissimo, dobbiamo seguire il Kid che si ritrova appunto davanti a noi. Vieni qui! C'è
Arrivo, vediamo un pochettino cosa c'è da queste parti. Una bella grotta, mi ricorda molto Far Cry 3. Vediamo se possiamo continuare. Avanti, non correre, amico mio, quanto è veloce. Allora, avanti, abbiamo bevuto un po' troppo. Abbiamo mangiato anche un pochino, quindi siamo abbastanza pesanti oggi. Vediamo un po'. Che c'è? È roba strana, non trovi? Sembra antica. Sì, dici che è un'opera ovviamente Maya. siamo in una zona dove vivevano O popolazioni antiche, Sei quindi è bravo sicuro con che gli troviamo roba enigmi? del genere. Rebus, indovinelli e roba simile? Me la cavo discretamente, perché? Abbiamo comprato la settimana enigmistica Penso che l'altro tu abbia giorno, un quindi talento stiamo naturale. proprio messi bene. Come agisci e rifletti. Il modo in cui vedi il mondo. Non ci scommetterei. Ora stai parlando per enigmi e non capisco una parola. Sali qui in cima, ti va, Edward? Risolviamo l'enigma. Sì, mi è sempre piaciuto risolvere enigmi. Quindi vediamo di salire. Allora, che cos'è? Una sorta di trappola Maya antica? E indaga... Concentrati e affina i tuoi sensi. Guarda oltre l'ombra più nera, dentro la materia, finché non vedrai una sorta di luccichio. Un luccichio. Hai capito? Credo di sì. L'ho già visto prima. Brillava come la luna sull'acqua. Sì. Allora, vediamo di indagare su questa stele Maya. Probabilmente dobbiamo salire al di sopra di essa. Allora, Dai, amico, forza! Guarda attraverso l'oscurità. sali al di sopra e premi B per interagire. Vediamo quello che possiamo combinare. Allora, allinea la forma sugli oggetti evidenziati. Eccoci qua. Allora, ok, perfetto. Deve essere una sorta di enigma vero e proprio. Chissà se troveremo un tesoro nel momento in cui faremo il tutto. Attenzione, forse un pochettino più a destra, qualche grado a sud. Vediamo di spostare un pochettino meglio il nostro obiettivo. Benissimo. Ah, ho capito, era una sorta di mappa del tesoro proprio integrata all'interno del terreno. Allora, quello deve essere appunto il luogo, la X dove scavare. Come dicevano i vecchi archeologi, la X non indica mai il punto dove scavare. Però questa volta a quanto pare questa deve essere la zona adatta per scavare e trovare il nostro tesoro. Ce l'abbiamo una pala, con la spada scaviamo, ci metteremo una vita. Ah, ci sono delle pietre laviche. Tu sei un uomo dotato, Edward. Che cos'è, un medaglione? Ha un'aria strana. Vale qualcosa? Sì, Non ha infatti. un prezzo, ma se le troverai tutte potresti arrivare a un tesoro. Quante sono? Qualche decina. Ah, abbiamo iniziato una bella missione alla Indiana Jones. Ci vorrebbe una bella musichetta, appunto una bella frusta e qualcosa del genere. Allora, a quanto pare, ma che fantastico. Mi è sempre piaciuto trovare tesori all'interno dell'intero contesto caraibico. Allora, ci troviamo quindi all'interno della nostra fantastica Gibara. Però ci sono diverse steli Maya che si ritrovano all'interno di tutto il contesto caraibico e che sicuramente, ragazzi, troveremo. Ho trovato qualcos'altro qui. Penso che capirai il suo segreto. James, vieni qui, ragazzo mio, vieni avanti. Questo sì che sembra un mistero. Beh, mi piace questa storia, ragazzi, dei misteri. Ovviamente, come vi avevo detto in passato, avevo intenzione di iniziare una bella avventura proprio thriller, una sorta di mistero, il gioco che appunto vi ho citato nel gameplay precedente. A proposito, fatemi sapere ancora le vostre opinioni in modo tale da vedere un pochino quello che possiamo fare. Allora, vediamo un pochino, c'è una sorta di catacomba, forse una zona sotterranea inerente al passato. Ci siamo. Che cosa ne pensi? Credo che il signor Ducasse avesse parecchi segreti. Ah, Già, e guarda qui, una solida scalinata per Dio solo sa dove. ma cos'è questa zona? Cosa pensi ci sarà in cima? Cioè, cos'è il quartiere generale di Ducasse? Queste forse saranno le sue merci principali prelevate dall'imbarcazione e portate qui? Vediamo. Da quanto so di Ducasse, non mi stupirei se trovassimo degli strumenti di tortura. Una vergine di ferro o una collezione di serrapolici. Aia! Era da bocca. Oh, Non mamma. è il miglior modo per cominciare, ma è un aggeggio di qualità. Usa la chiave che aveva Ducasse. E una. Ancora 4. Sì, può Ah, essere che le bene. abbiano i 4 templari. Vedi questi nomi? Devono uccidere i 4 bersagli. Per Dio, quella è la mappa che ho venduto a Torres Salavana. Ha detto che indicava gli accampamenti degli assassini. Non credi di doverli avvisare subito? Se c'è un cuore che batte in quel tuo petto. Immagino di sì. Mi porterà alle altre 4 chiavi.
Mi piace questa Pessimo storia. motivo, ma meglio di niente. Benissimo, eccoci all'interno della nostra fantastica mappa. Allora, vediamo un pochettino. Questi devono essere appunto i luoghi inerenti ai Templari. Vediamo di selezionarne qualcuno. Benissimo, allora, il nuovo obiettivo incontra James Kidd probabilmente dall'altra parte della mappa. Vedremo un pochettino di affrontarlo in un rapido futuro. Intanto ragazzi, questa armatura templare, allora, completa le cacce ai Templari per ottenere le chiavi di questa splendida armatura che andrà a ricoprire sicuramente il nostro corpo nei prossimi gameplay, ragazzi. Intanto qui c'è addirittura uno scrigno da depredare immediatamente, 186 real, benissimo. Questa deve essere appunto la residenza del nostro caro amico Dukas, e questa storia, la ricerca delle 4 chiavi, potrebbe essere davvero un nuovo obiettivo che animerà ancora di più la nostra vicenda. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gameplay. Ovviamente ci siamo dedicati molto al combattimento questa volta, ovviamente combattimento terrestre, ma più avanti vedremo di combinare altri come dire, altre belle azioni. Comunque sfrutto ovviamente questo momento per porgervi gli auguri ancora di buon Natale per tutti coloro che non avessero visto i gameplay passati. Oggi è ovviamente giorno 23 dicembre e quindi vi auguro una buona vigilia di Natale, visto che domani è la vigilia. Ragazzi, non credo che caricherò dei gameplay, però non si sa mai, magari ritroverò qualche attimo libero. E ovviamente il giorno di Natale vi auguro anche altri auguroni per il giorno 25 e anche auguri per un fantastico e felice Capodanno. Ovviamente fatemi sapere ragazzi ancora per quanto riguarda il nuovo game che ho intenzione di proporvi, ovvero Runway Road Adventure. Ho visto che qualcuno di voi è interessato a questo game. Ovviamente ho intenzione di avere la vostra opinione, magari davvero diverse opinioni su questo gioco. Potete ben notare, come vi ho detto, la sua trama, addirittura tutte le sue caratteristiche su qualsiasi motore di ricerca. Quindi fatemi sapere la vostra opinione su questa tipologia di game. E quindi ragazzi, ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay con nuove iniziative alla ricerca delle 4 chiavi. Che splendido titolo! Ciao a tutti ragazzi!